Iosif Stalin fu uno degli ultimi campanari dell'isola di San Lazzaro degli Armeni, nel cuore della laguna di Venezia. Un giovanissimo Rodolfo Valentino, studente all'istituto nautico della città, rubò un rimorchiatore, affondò una gondola e salvò una giovane ereditiera inglese, ricevendone in cambio un'intera settimana d'amore all'Hotel Excelsior del Lido. Le ossa di Ida Dalzer, che diede un figlio a Benito Mussolini, riposano in una fossa comune sull'isola di San Clemente, ex comprensorio manicomiale, oggi trasformato in un albergo di lusso. E questo solo per rimanere al Novecento. La laguna di Venezia nasconde infatti decine e decine di storie e leggende, a volte arcane e misteriose, a volte decisamente curiose, a volte semplicemente vestite di una bellezza che solo l'incanto dell'estuario lagunare riesce a infondere loro. Ecco, con Misteri della Laguna e racconti di streghe, emergere dai bassi fondali e dalle nebbie del tempo storie di diavoli e di streghe, di sirene che donano merletti in cambio di un amore che non conosce tradimento, storie di santi e di comuni mortali che vivono della magia che regna incontrastata nelle acque che per prime conobbero l'arrivo dei profughi in fuga dalle orde barbariche. Un intreccio di vicende personali e di racconti della tradizione concepito attraverso 4 percorsi che si snodano a nord e a sud di Venezia, senza tralasciare però anche località come Chioggia, Treporti o Malcontenta, dove in una Villa Foscari si manifesta ancora oggi il fantasma di una delle dame bianche più famose d'Italia, Isabella, reclusa suo malgrado in questa villa palladiana ai margini della laguna. Un tragitto lungo i canali lagunari che si conclude con molte pagine dedicate alla tradizione, agli usi, alle fiabe e a storie di streghe e altre curiosità, per navigare non solo lungo la laguna ma anche con la fantasia.